Tragico incidente stradale questa mattina a Musile di Piave, una ragazza di 18 anni ha perso la vita, grave il 19enne che era alla guida, figlio di Franco Antonello. Una strada pericolosa, già teatro di gravi incidenti, racconta ai nostri microfoni una testimone che lavora poco distante dal luogo dell'incidente e chiede ci sia più sicurezza. Minaccia la commessa con un'arma, colpo da 3.000 euro in una sala giochi di Venezia la notte di Halloween. 30 giorni al referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Un sondaggio ribalta le previsioni sul quorum, intenzionati a votare 7 elettori su 10. La Guardia Costiera ha sequestrato una vasta area nel comune di Eraclea su cui era sorta una maxi discarica abusiva. Il parcheggio del cimitero di Marghera pieno in occasione del 1° novembre e su chi non trovando posto ha parcheggiato dove ha potuto è arrivata la multa. Trovata una tartaruga marina morta sulla spiaggia di Sottomarina, potrebbe essere stata uccisa dall'elica di un'imbarcazione o soffocata dalla plastica. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata questa mattina a Musile di Piave lungo la Treviso Mare. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita, grave il ragazzo di 19 che era alla guida, entrambi trevigiani. Erano circa le 8 quando lungo la Treviso Mare all'altezza di Musile di Piave l'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza è uscita di strada. L'auto con i 2 ragazzi a bordo è uscita di strada, qui in questo fossato. Sull'erba si vedono i segni delle ruote che sono passate, la loro corsa è terminata poco più avanti. Contro un albero. Ad avere la peggio la 18enne Giulia Zandarin di Castelfranco Veneto che è morta sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Alla guida c'era Alberto Antonello, 19 anni, fratello di Andrea, il ragazzo autistico divenuto famoso per i suoi viaggi in moto col papà Franco, la cui storia è divenuta prima un libro, poi un film dal forte messaggio sociale. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da San Donà di Piave e da Mestre, con l'autogru e l'aiuto di cesoie e divaricatori per estrarre i 2 ragazzi rimasti incastrati nell'abitacolo. Da subito si è capito che per Giulia ormai era tardi, mentre Alberto è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre dove è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. Con tutta probabilità i 2 stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la notte di Halloween in una discoteca di Jesolo. Sembra che ieri sera Alberto sia stato sottoposto ai controlli della polizia proprio nei pressi del locale notturno. In auto, in quel momento, oltre a lui e Giulia ci sarebbero state altre 4 persone e ulteriori controlli degli agenti avrebbero poi portato al ritiro della patente del ragazzo. Ai nostri microfoni una testimone parla di una strada pericolosa, già scenario di altri incidenti, e chiede per quel tratto più sicurezza. Bisognerebbe mettere più controlli su tutta la Treviso Mare, cioè io sono dell'opinione che quando hanno cominciato a fare le rotonde bisognerebbe metterne ogni X chilometri per poter rallentare, è l'unico modo per rallentare, perché se noi andiamo a vedere dalla zona dell'entrata autostradale di Meolo fino a diciamo l'ultima rotonda che porta a Musile, che porta a San Donà, la gente già lì va molto più piano. Dall'ultima rotonda, il pezzo qua, cioè la gente corre come pazzi. Se ci fosse una rotonda a metà già rallenterebbero e già ci sarebbe più controllo da parte delle persone che guidano. Tra questo punto e altri poco distante, la Treviso Mare è stata teatro di gravi incidenti, come ricorda questa testimone che lavora a pochi chilometri dal luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Giulia. Ricordiamoci dei 4 ragazzi di Musile che hanno perso la vita, tutti erano in 5, 4 sono morti e la ragazza purtroppo non so come sopravviva. Poi c'è stato quell'altro incidente con la moto, un po' più avanti verso Meolo, un ragazzo girava all'interno della San Marco Petroli e arrivava la moto, non si è capito bene la dinamica, anche lì è morto un signore, la signora che stava dietro, la moglie, anche lei è messa male.
Adesso questo qua stamattina, ma oltre ai morti, cioè stiamo parlando che di incidenti in Treviso Mare ne succedono parecchi proprio perché corrono nonostante i limiti. Poi è una strada che porta a Jesolo, quindi di conseguenza ci sono molti ragazzi, è una strada che dovrebbe essere fatta per evitare i centri, per poter correre e scorrere bene il traffico, invece non c'è una segnaletica idonea, perché mi diceva appunto un cliente l'altro giorno che non capiva da che parte andare per andare a prendere l'autostrada, perché non ci sono i cartelli. Troppe giovani vite spezzate sulle strade, da qui un ulteriore appello, l'appello di una mamma preoccupata. Sinceramente non vorrei essere mai e poi mai chiamata da un carabinieri, da qualcuno per dirmi che mio figlio ha fatto un incidente. Sono preoccupata, vorrei che mio figlio quando avrà la patente, purtroppo non sarà possibile, ma che nel minimo del possibile possa essere sicuro, ecco. Questo è quanto, 19 anni, non vorrei perderlo, insomma. Castelfranco, dove viveva la giovane vittima e dove vive il 19enne in gravi condizioni, è un paese sconvolto. Una tragedia che sconvolge la città tutta, e le parole che mi sento di dire in questo momento è che porto la mia vicinanza della città alla famiglia di Giulia. Sono bastate poche ore perché la notizia della tragedia di Musile si diffondesse a Castelfranco con il suo carico di shock e dolore. Si fatica a credere che il sorriso di Giulia Zandarin si sia spento per sempre. 18 anni e una vita davanti, interrotta tragicamente un venerdì mattina di festa. La famiglia della ragazza è molto conosciuta nella Castellana. Il padre è un noto commercialista. Persone per bene, sono una bella famiglia. Ma siamo sconvolti veramente da questa notizia. Difficile anche per il sindaco Marcon trovare le parole di fronte ad una tragedia così grande. Scorrendo il profilo Facebook di Giulia, che ha frequentato l'istituto Filippin, si ha davanti l'immagine di una ragazza piena di vita, allegra, insieme alle amiche di sempre, che ora piangono la sua morte. E allo shock per la scomparsa di Giulia, a Castelfranco si aggiunge l'angoscia per le condizioni di Alberto Antonello, il 19enne rimasto gravemente ferito. Il giovane si trova in coma, in ospedale la mamma e il papà Franco, che raggiunto telefonicamente ci dice che il figlio è ricoverato in rianimazione, poi, scusandosi, si congeda per tornare accanto al suo ragazzo. Franco è conosciuto per aver dato vita ad una serie di iniziative di sensibilizzazione sull'autismo, disturbo di cui è affetto il figlio maggiore Andrea, con cui negli ultimi anni ha intrapreso lunghi viaggi raccontati in alcuni libri, avventure che spesso hanno visto il figlio minore Alberto accompagnare il padre e il fratello. La storia di Franco e Andrea ha ispirato anche il film in uscita in queste settimane di Gabriele Salvatores, Se ti abbraccio non aver paura. Ma tutto questo ora poco conta, il pensiero di tutti è rivolto al reparto di rianimazione, dal quale si spera arrivino presto buone notizie su Alberto. Continuiamo con la cronaca. Approfittando della festa di Halloween, un uomo col volto travisato ha messo a segno un colpo da 3.000 euro colpendo una sala giochi del Sestiere di Cannaregio a Venezia. Ieri sera intorno alle 21 l'uomo con accento straniero ha minacciato la commessa con l'arma in pugno e dopo essersi impossessato dell'incasso della giornata è scappato per le calli circostanti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri del comando Compagnia di Venezia. La politica con il referendum per la separazione di Venezia e Mestre, perché secondo un sondaggio effettuato dalla società GPF Inspiring il 69,8% degli intervistati sarebbe intenzionato ad andare alle urne in occasione del referendum. La ricerca commissionata dall'associazione no profit We Are Venice è stata realizzata nella seconda metà del mese di ottobre su un campione di 1.000 persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Venezia. La ricerca ha anche evidenziato che nell'ultimo mese di campagna referendaria ci sarà un testa a testa, un ruolo fondamentale lo avranno gli indecisi, al momento stimati nel 31%. Tra chi invece ha deciso il no risulterebbe in vantaggio sul sì a 23%, che però sarebbe maggioritario a Venezia. Tutto questo ad un mese esatto dal referendum.
Un mese esatto da ora, al quinto referendum sulla proposta di creare i comuni di Venezia e di Mestre, mancano 30 giorni esatti. Il partito dei favorevoli, dei contrari e di chi invita all'astensione affilano le armi in vista di 4 settimane di campagna elettorale intensa per un quesito che divide le opinioni e fa discutere tra quanti vedono la doppia amministrazione delle due città come l'unica via per risolvere i problemi di entrambe e per chi invece ritiene il mantenimento del comune unico come condizio sine qua non dello sviluppo di un'intera area. Ed è un quesito che divide persino gli ex sindaci della città. Se ad esempio Mario Rigo ed Ugo Bergamo si sono pronunciati per la creazione dei due comuni, Massimo Cacciari e Luigi Brugnaro, seppur con qualche sfumatura diversa, sono per il mantenimento dello status quo. Perché il referendum consultivo sia considerato valido è necessaria un'affluenza alle urne del 50% più uno degli aventi diritto al voto nel comune di Venezia ed è qui che si inserisce anche la corrente che invita all'astensione ed ha annunciato in alcuni casi di non fare campagna elettorale. Le attuali dimensioni del comune di Venezia risalgono alla metà degli anni 20 del Novecento. Una prima tornata tra il 1923 e il 24 aggregò a Venezia i comuni della Laguna, prima Pellestrina con Lido, quindi Murano e Burano, che all'epoca comprendeva Cavallino Treporti, poi distaccatasi con un referendum nel 1999. Balamocco era stata già inglobata nel 1883. Nel 26 fu la volta dell'entroterra con regio decreto legge che soppresse l'autonomia amministrativa dei comuni di Mestre, Zelarino, Favaro Veneto e Chirignano. Nel 1917, per inciso, era già stata distaccata dal comune di Mestre e aggregata a Venezia la frazione di Bottenigo, poi Marghera, assieme ad una parte del comune di Mira. Non si trattò di processi indolori e sono scelte che fanno discutere ancora oggi, quando quasi 100 anni dopo la storia del grande comune di Venezia unificato è messo sotto esame degli elettori, che il 1° dicembre potranno dire se le decisioni di allora abbiano funzionato o meno. E continuiamo il nostro giro di opinioni tra favorevoli e contrari al referendum, tra quest'ultimi l'assessore Renato Boraso. Certo, 15 anni fa ho votato per la separazione, ma oggi a conti fatti è un disastro, ma non perché lo dico io, lo dicono le leggi attuali. La Regione Veneto ha premiato le fusioni e le unioni tra comuni. In vista del referendum del 1° dicembre è un no convinto ad ogni ipotesi di separazione, quello espresso da Renato Boraso, come il resto della giunta Brugnaro, tra i contrari alla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Una separazione che, sostiene, rappresenterebbe un cataclisma in diversi ambiti, a partire da quello dei trasporti pubblici, settore nel quale riveste attualmente la carica di assessore. Nel momento in cui si separa Mestre da Venezia, il rosso dei bus fa 15 milioni di euro. Come li copriamo? Ci sono solo 2 strade, riducendo le corse, d'accordo, oppure aumentando o raddoppiando i biglietti. Lascio pensare alle reazioni, perché se tu raddoppi il biglietto o gli abbonamenti poi la gente non prende più i servizi pubblici. L'altra soluzione, riducendo i servizi, vuol dire che 1 su 4 degli autisti deve andare a casa. C'è poi, secondo Boraso, una questione ancora più ampia e problematica che abbraccia tutte le divisioni, ma che sarebbe particolarmente complessa in questo caso. Come dividiamo i 720 milioni di euro di debiti che ha la città di Venezia nel suo globale? Come li dividiamo? Qualcuno ci ha già risposto che se ritenga Venezia. Venezia dirà li dividiamo in base agli abitanti, quindi andrebbero a ricadere tutti su Mestre, perché la maggior parte degli abitanti, 220.000 abitanti, sono a Mestre. Cioè avremo contenziosi. Siamo ancora in causa con il Cavallino da 15 anni per la separazione. Figuriamoci su questa vicenda. Sarà un contenzioso infinito, un caos assoluto. Torniamo alla cronaca. Sequestrata dalla Guardia Costiera una vasta area su cui era sorta una maxi discarica abusiva. I militari della Guardia Costiera di Caorle e Jesolo, sotto la direzione del Centro di Coordinamento Ambientale Marittimo del Veneto e col personale ARPAV, hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di materiali edili e posto i sigilli a una società di gestione rifiuti nel comune di Eraclea. La discarica si trova in una vasta area di circa 3.500 metri quadrati e senza alcuna impermeabilizzazione del suolo, dove erano stati depositati oltre 10.000 metri cubi di materiale. Nel corso dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro anche diverse centinaia di litri di oli esausti, custoditi in maniera tale da poter danneggiare il suolo. Gli accertamenti di polizia ambientale si sono conclusi con il prelevamento di campioni finalizzati a scongiurare la presenza di fibra di amianto nei frammenti di fibrocemento rinvenuti e a definire la corretta operazione di bonifica e ripristino dell'area. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Rieccoci in diretta. Il parcheggio del cimitero di Marghera pieno in occasione del 1° novembre e per chi non trovando posto ha parcheggiato dove ha potuto è arrivata la multa. La segnalazione di un nostro telespettatore. C'erano 3 pattuglie di vigili che a un certo punto si sono messi a multare tutte le autovetture. Alla mia richiesta, ma scusate, non potete avere un minimo di deroghe per questa giornata, siamo stati allertati e dobbiamo ovviamente fare queste multe. Io ovviamente insieme a molte persone che protestavano animatamente ho guardato, ho fatto delle foto e ho detto che farò questa segnalazione perché è un'indecenza ovviamente. I posti nei parcheggi dei cimiteri non sono sempre in grado di accogliere il maggiore afflusso di automobili che si registra nelle giornate in cui si commemorano i defunti. Marghera è uno di questi. Un problema che si manifesta una volta all'anno, ma che in questo caso, come ci segnala un nostro telespettatore, ha avuto un epilogo diverso. Tenga presente che avranno multato circa una trentina di auto. Ora immagini persone magari che hanno una piccola pensione, che sono andati a trovare i loro cari e che si trovano una multa da 82 euro da pagare per aver sostato 10 minuti. Hanno multato persino un'auto che esponeva il tagliando di persona disabile e la multa di oltre, mi pare, 82 euro. Probabilmente ci troviamo in uno di quei campi che in giurisprudenza fanno discutere, in cui l'osservanza alla lettera della legge si scontra con la flessibilità che, secondo un'altra scuola di pensiero, dovrebbe essere adottata in circostanze eccezionali. Peraltro le posso garantire che l'anno scorso nella stessa identica giornata io ho parcheggiato lì davanti ai vigili, non è successo assolutamente niente perché di solito c'è questa situazione in cui le forze dell'ordine sono tolleranti, essendo i posti di parcheggio quelli che sono e l'afflusso molto molto numeroso. Adesso vi mostriamo le immagini di un esemplare grande di tartaruga che questa mattina è stata trovata senza vita sulla spiaggia di Sottomarina, a riva, poco distante dalla diga. È stata avvistata da alcuni passanti poco dopo le 9. Secondo alcune testimonianze potrebbe essere stata uccisa dall'elica di un'imbarcazione, mentre secondo altri potrebbe essere stata soffocata dalla plastica. Il ponte di Ognissanti all'insegna della pioggia, da domani ombrello aperto almeno fino a lunedì. Si sta allargando su di noi un campo depressionario, un'area di alte pressioni che farà peggiorare il tempo, porterà con sé infatti sistemi perturbati i cui effetti saranno evidenti già da domani in giornata. Prevediamo infatti domani inizialmente una nuvolosità anche abbastanza intensa e poi gradualmente anche delle precipitazioni, quindi tarda mattinata, primo pomeriggio. Precipitazioni che saranno senz'altro più diffuse, più continue nella giornata di domenica, anche se ci potrà essere qualche breve intervallo. Lunedì ancora un po' di instabilità, martedì prima parte, poi avremo qualche giorno di tempo più stabile. Questa è un po' la situazione, con temperature che si manterranno intorno ai valori medi dopo questi 2 giorni. Infatti domani abbiamo un ulteriore abbassamento delle temperature, le minime intorno a 9-10 gradi, ma le massime non vanno oltre gli 11-12 gradi. Per domenica aria umida affluisce più intensamente, quindi le massime intorno a 14-15 gradi, i valori minimi sempre 9-10 gradi. Venti deboli o qualche rinforzo dai quadranti occidentali, l'Alto Adriatico è previsto da mossa molto mosso. È tutto. Prima di salutarci vi ricordo un appuntamento imperdibile domani sera a partire dalle 21:15 con il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini e suoni di giorni terribili della tempesta Vaia, durante i quali Antena 3 fu un punto di riferimento costante per le popolazioni colpite, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione. Appuntamento dunque domani sera a partire dalle 21:15 su Antena 3 con il documentario Veneto in ginocchio. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Peggiora il tempo a causa dell'arrivo di una perturbazione, la quale sarà responsabile di un weekend all'insegna del maltempo. Vediamo la situazione di sabato 2 novembre. Sul Veneto avremo condizioni di cielo molto nuvoloso, con piogge e temporali diffusi un po' dappertutto e localmente anche in intensificazione nel corso della giornata. Temperature in lieve calo, minime comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 9 e 13 gradi circa. Condizioni di instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni su tutte le province e in questo caso anche intense.
Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 12 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà anche qui una giornata caratterizzata dal maltempo con piogge diffuse come vediamo. Temperature minime sugli 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.